Ok. Bene, saluto a tutti, benvenuti a questo top di ogni anno, il secondo anno che facciamo un evento là, come partito, che organizziamo il primo di maggio del nostro balladores. L'anno passato abbiamo fatto si è presentato sul partito, abbiamo fatto sul congresso, come andare sul congresso pubblico. E oggi non vediamo un po' nos contare qualche cosa in sopra dove sta capitando in dia di oggi. In dia di oggi stiamo vedendo che in tutto il mondo sono sulle vento di guerra e proprio su abbiamo deciso di dare il suo nome a se venuto da oggi come trono di imperialismo, temporale di guerra, appunto che l'imperialismo si calvestito da questa razza, a mostrare saldente il famiglia, proprio per narrare che è storrende su chi vedi come vedi che in anni sa ore, quando vivi dos imperos, quando vivi ognuno che muove a guerra sapero tanto può narrare che esisteva. È come se si dice che non veste più su America e via, non veste più su Stati Uniti che stanno legge in ogni luogo, ma stiamo vedendo che forse come America dipende legge solo in domo sua, o meglio in domo sua è narrata come che sia domo sua, cioè sul mondo dell'Occidente. E questo non sa partito in uno presente che come possiamo narrare come multipolare, che qualcuno l'ha nato multipolare che siamo vedendo che bisogna mera altro logo del suo mondo in noi si sta facendo potenzias non imperialistas, però che potete narrare che sao che dell'America la potete finza ponere a chiesa, li potete narrare che finza che si chiede bene cadere a Samuda e che si chiede bene finza andare a casino, che uno la pizzicata o con America o con Franza o con Inghilterra, siamo vedendo in tutto il mondo che bisogna volare, bisogna finza nord di questo paese che finza India e Pakistan sono tornando a si alzare le armi, a si alzare una contro l'altra e tanto la guerra di oggi è sta comprendere la guerra in UE, cioè in UE va a essere fatta come questa guerra che tanto abbiamo compreso che è solo questione di tempo e questione di UE. Poi magari questa guerra che tanto la stiamo vedendo non solo cosa che è in Ucraina contro la Russia e tutto, ma pensa sa che sono nelle come che sia guerra ma è un genocidio e scusa che siamo vedendo appunto in terra di Palestina con l'esercito israeliano. Guerra che alla fine serve solo per narrare che l'Occidente e tanto Israele che è parte dell'Occidente suni che tende affermare con l'unica maniera che è stata durata sul dominio in sa narrazione delle sue chieste sul mondo e delle chieste della volontà del suo mondo. Come l'Occidente spiegando finza con questa maniera ideologica, che poi è una maniera ideologica che sta andando in maniera di Brescia di questa invece strutturale, di questa economica, andando a pare, ma ad ognuno in suo dritto suo.
E poi infatti non è solo la parte ideologica di questa guerra che non si interessa, ma lo deve finza si interessare su chi fa che questa guerra e l'economia di guerra in questa società come la conosciamo noi, siccome che tanto lo siamo già vedendo, che mi offende intellettuale se non sono progressistas, ma progressistas de badas, chi si pone a narrare che su monumento su escluso che ha fregato l'Occidente con le colonie, e questo è su monumento e chi su resto del mondo gli deve tornare grazie. Questa è questa narrazione che non preso un battente e che chiede battire in tutto il mondo. Poi che questo che la società e l'economia siano proprio a seguire questa narrazione, a seguire questo sentito. E tanto mi pare sia Marco Santopadre che sta che fa cammine che il camoso a regionare in sopra dell'economia di guerra, in sopra su che il Mofinde in suo capitale europeo, in suo capitale mondiale, proprio per seguire questa economia di guerra e come voi la società che conosciamo noi, los occidentali, ad cambiare con questo vento di guerra che sono sull'ende e noi poi che in Sardegna questo vento si può a mostrare. Questo l'abbiamo a fare in Parisi a Poisi, a comprendere sì, su che scappettelli in tutto il mondo, poi ad attorrare in Sardegna e noi lo dobbiamo preparare per comprendere come lo firmate e come fregate un movimento che sia del posavaghe contro questa guerra, ma più che tutto per l'indipendenza e per fregare la base del socialismo e per la libertà di tutti i popoli del Mediterraneo, d'Europa e magari di tutto il mondo. Però, prima di tutto, facciamo un numero con Marco, che è un giornalista freelance, si intende di fare del Medio Oriente, dei scenari di guerra in genere, però possiamo andare su che abbiamo fatto dare ore e su che vai da lì su tutta la vita si chiede fai dare pizza di corso e poi logo a las preguntas logo a sa regione di Calicuno di chi li chiede e noi parola a Marco cominciamo. Allora, grazie a voi per l'invito, è sempre utile ragionare di queste questioni, non per un vezzo teorico, ma perché appunto queste questioni hanno una ripercussione immediata e strategica sul futuro dei popoli, soprattutto di quei popoli che hanno una condizione di dominio coloniale come quello sardo. Io leggerò alcuni appunti, non farò un intervento strutturato perché voglio dire, mi interessa molto lo scambio, no? Le idee, le domande, gli interventi. Ovviamente la questione del riarmo in Europa è raccontata, almeno negli ultimi 2 anni, come la necessità di proteggere il continente europeo dall'aggressività militare della Russia e in parte minore della Cina, che sono raccontate come potenze maligne, quindi c'è una connotazione ideologica in questo discorso. Ovviamente là è stato l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, si dimentica sempre che quella guerra è iniziata nel 2014, quando il nuovo governo ucraino, nato per me da un colpo di Stato, cioè chi dice da una rivoluzione, poco cambia, instaura un regime nazionalistico che rompe il compromesso tra diverse popolazioni, diverse culture che avevano convissuto nello spazio ucraino per secoli, in un equilibrio che ovviamente in alcuni casi è stato più progressivo, in altri meno, però diciamo c'era un certo equilibrio tra
le popolazioni russofone, la maggioranza ucraina e anche altre popolazioni nell'ovest che sapete hanno ascendenze etniche ungheresi, romene e di altro tipo. Quel governo ultranazionalista che conteneva anche elementi di estrema destra, sostenuto dagli Stati Uniti e in parte dall'Europa, che si è fatta fregare, diciamo, il giocattolo sotto le mani da Washington, di fronte alle dimostranze anche violente di una parte della popolazione russofona del Donbass, ha scelto la via della guerra, quindi ha aperto quella che hanno chiamato operazione antiterrorismo e hanno cominciato la repressione militare. Se avessero affrontato quella crisi, quel tipo di dimostranze di una popolazione che si è sentita giustamente rifiutata dopo le prime leggi della giunta nata dal regime change del 2014, se si fossero affrontate quelle proteste con appunto l'arma della politica, del compromesso per ottenere un nuovo equilibrio tra le popolazioni dell'Ucraina, probabilmente oggi non ci troveremmo a questo punto. Si scelse la via della guerra, dei bombardamenti, della repressione, degli arresti di massa, della messa fuori legge di tutti i partiti di sinistra e dei partiti che rappresentavano la popolazione russofona, e quella cosa è degenerata, no, dopo appunto 8 anni in una invasione russa che ovviamente ha preso a pretesto la sorte delle popolazioni russofone del Donbass, ha preso a pretesto la presenza di elementi di estrema destra, apertamente neonazisti nell'amministrazione, nell'esercito, diciamo nella società ucraina, e quindi diciamo, no, ha scatenato un conflitto che ha più volte rischiato di diventare un conflitto mondiale. Siamo stati più volte, no, a un passo dal coinvolgimento diretto della NATO o di alcuni paesi che sappiamo hanno inviato non solo armi e consiglieri e addestratori, ma truppe, la CIA, non so quante decine di basi che hanno messo loro qualche mese fa in Ucraina. C'è stato il comando, diciamo, delle operazioni militari da parte degli ucraini, da parte della rete satellitare, dei servizi di intelligence, soprattutto statunitensi, ma anche britannici e non solo. E quindi questa degenerazione di una guerra mondiale a pezzi, che in realtà era già iniziata prima, in maniera più tenue, più graduale, sta permettendo alle classi dirigenti europee di giustificare la corsa alle armi in nome della difesa dell'Europa, non tanto come paesi, ma proprio come centro della civiltà, della cultura, della democrazia. E questi argomenti non li sentiamo solo da gente di destra, da cui siamo abituati, insomma, a sentire certi discorsi. Basta vedere cosa hanno detto personaggi come Roberto Vecchioni o Scurati dal palco di Piazza del Popolo poche settimane fa, no? Discorsi suprematisti bianchi, europeisti, per cui la cultura ce l'abbiamo solo noi, gli altri sono dei barbari, eccetera, eccetera. E ovviamente la corsa al riarmo nasconde, diciamo, nasconde si fa per dire, si basa sulla necessità di attrezzarsi a uno scontro militare su grande scala che ormai tutti gli esperti di geopolitica e soprattutto i comandi militari europei ci si divide solo sul quando, non sul se. Ormai tutti danno per scontato, perché ci stanno lavorando, non perché questa cosa avvenga naturalmente, si sta lavorando da più parti della nuova cortina di ferro a uno scontro militare che dirima contraddizioni che ormai non si possono più dirimere in altro modo. Però diciamo la corsa al riarmo, almeno nella forma in cui sta avvenendo in questa fase, risponde più a necessità di riconversione economica del tessuto produttivo europeo che la necessità dello scontro militare, perché insomma questo piano Rearm Europe, che poi adesso è stato ribattezzato perché si sono accorti che riarmare l'Europa non era proprio uno slogan molto fortunato, però nella sostanza rimane quella, circa 800 miliardi di euro, in gran parte di fondi pubblici, ovviamente tolti allo Stato sociale, alla sanità, alla scuola, all'assistenza sociale, al lavoro, no? Alla lotta contro gli infortuni sul lavoro, eccetera, eccetera, oppure da prestiti che andranno a ingrassare le
multinazionali, che ormai tanti sono, delle armi, e che quindi potranno contare non soltanto sulle commesse dei singoli paesi, l'Ucraina da questo punto di vista, e i paesi europei, gli Stati Uniti che hanno inviato armi a Kiev, hanno aumentato enormemente la spesa militare. Basta vedere il rapporto del SIPRI, no, di pochi giorni fa. Siamo arrivati a un livello di spesa militare nel mondo, e in particolare in Europa e negli Stati Uniti, ovviamente in Russia, in Cina, i paesi che si stanno armando di più, che non vedevamo ormai da parecchi decenni, proprio dal cuore, dalla fase più calda della guerra fredda. E questo piano non andrà a formare domani un grande esercito europeo, si tratta soprattutto di armare i singoli eserciti, i singoli stati, e ovviamente gli eserciti degli stati che più hanno da spendere e che più hanno massa critica dal punto di vista militare, la Germania in particolare, la Francia, gli altri paesi, insomma, faranno poco e niente, spenderanno tanti soldi, riconvertendo una parte importante dell'industria del tessuto produttivo europeo in armi. Io mi sono segnato, insomma, ritagliato alcuni articoli di giornale, ve li cito proprio velocemente, di questi giorni. In Germania entro la fine del 2025 26.000 aziende potrebbero dichiarare fallimento, il doppio rispetto al 2021. È quanto emerge da uno studio dell'Istituto Economico Tedesco. La pandemia ha innescato un'inversione di tendenza rispetto al passato, l'invasione russa dell'Ucraina, dopo l'invasione russa dell'Ucraina i prezzi dell'energia sono aumentati, quindi i prodotti tedeschi semplicemente sono meno competitivi perché le aziende tedesche spendono molto di più in energia, grazie a una trappola statunitense, vi ricorderete, no? Dopo l'inizio della guerra, o meglio dell'invasione, si disse che dovevamo smettere di comprare gas e petrolio dalla Russia per punire la Russia, e guarda caso da chi l'abbiamo comprata? Dagli Stati Uniti, che ci vende GNL invece che metano e propano, e ce lo vende a 3 volte il prezzo a cui lo compravamo dalla Russia. Ovviamente il fatto che poi lo compriamo dall'Algeria o dalla Libia o dall'Arabia Saudita, dall'Azerbaigian, tutti i paesi democraticissimi, quello va bene. La Russia era un paese che andava punito, no? Nel senso che se quello è il principio avremmo dovuto tagliare anche le altre fonti. Un'altra notizia: la casa automobilistica tedesca Audi intende tagliare 7.500 posti di lavoro entro il 2029. Intanto l'ex fabbrica dell'Audi a Bruxelles, chiusa il 28 febbraio scorso, potrebbe essere riconvertita in un impianto per produrre armi, in particolare carri armati. Dobbiamo costruire la nostra industria e aumentare la produzione. L'Audi di Bruxelles sarà il primo test, dice il nuovo ministro della difesa belga. Un'altra notizia: un mese fa la capitalizzazione di mercato del produttore di armi Rheinmetall, che è tedesco, ha superato quella del colosso automobilistico Volkswagen, a dimostrazione del passaggio dall'economia tedesca dall'auto ai carri armati. La capitalizzazione di mercato di Rheinmetall, cioè il valore di una società quotata in borsa, era pari a 56 miliardi di euro rispetto ai 55 della Volkswagen. In questo articolo poi si ricorda che se le automobili hanno pompato la crescita della Germania per decenni, ora sarà la produzione di carri armati, droni, a avere questo ruolo. Poi c'è interessante un articolo del Wall Street Journal, quindi di un giornale economico statunitense, per vedere pure come ci vedono, no, dall'altra parte dell'oceano. E dice questo articolo: un massiccio rafforzamento militare in tutta Europa potrebbe ottenere ciò che i governi non sono riusciti a fare negli anni: dare una scossa a un'economia stagnante, seminare nuove innovazioni, creare nuove industrie. E si parla, insomma, no, del fatto che la Commissione europea ha svelato l'iniziativa Rearm Europe, volta a mobilitare 800 miliardi di euro per la spesa militare. In Germania il probabile futuro cancelliere, è diventato cancelliere nel frattempo, Friedrich Merz, ha lanciato piani per esentare tali spese dai rigidi limiti di debito autoimposti dal paese. La stessa cosa avverrà in tutta Europa. Se le spese per la sanità, per l'istruzione, per il lavoro sono da decidere in base al divieto di aumentare eccessivamente il deficit pubblico, le spese militari sostenute da fondi pubblici potranno essere stanziate tranquillamente, perché non andranno nel conteggio del rapporto
tra deficit e PIL. Ovviamente questo genererà posti di lavoro, soprattutto in quei paesi che stanno chiudendo fabbriche, no? E quindi probabilmente queste misure in molti ambienti verranno accolte anche favorevolmente, perché ovviamente l'aumento dell'occupazione, anche se poi produci bombe e carri armati, comunque è un fattore che viene raccontato e anche percepito come positivo. Quindi noi stiamo assistendo a una svolta storica, almeno a livello europeo. In altri paesi è già avvenuta negli anni scorsi, pensiamo agli Stati Uniti, in cui l'economia di guerra ha un ruolo chiave ormai da decenni, pensiamo alla Russia che in qualche modo anche costretta, no, allo scontro bellico, ha già riconvertito una parte importante della propria economia verso l'industria militare. La Cina sta facendo passi da gigante ormai da molti anni, è un gigante economico da parecchio, ma dal punto di vista militare, diciamo, ha un gap enorme da colmare, ma negli ultimi anni anche lì procede molto velocemente. Qual è il contraltare? Come lo dicevo prima, che se già adesso ci sono pochissimi fondi per lo Stato sociale e la spesa sociale, ce ne saranno sempre meno, perché il diktat del riarmo giustificherà ulteriori tagli e ulteriori appunto minori spese per i servizi sociali e il benessere dei cittadini e delle cittadine e dei lavoratori. La militarizzazione dell'economia vuol dire meno margini per i sindacati, per le lotte dei lavoratori, perché ovviamente nelle fabbriche di armi non si sciopera, nelle fabbriche di armi i rapporti tra dirigenza, tra patronato e lavoratori sono ovviamente molto più gerarchizzati. Si militarizza la società, perché se il problema è difendere la civiltà e la democrazia europea dai barbari alle porte, ovviamente il dissenso politico, la dissidenza, l'opposizione è ancora meno tollerabile che negli anni passati. E poi un bellicismo ideologico che sta ormai già degenerando. Prima citavo Scurati, Vecchioni, la gente che dovrebbe essere, no, la crema dell'intellettualità progressista, che dice cose che magari a destra ancora non si azzardano a dire perché verrebbero immediatamente additati come guerrafondai. Poi vabbè, a destra hanno le loro contraddizioni, alcuni partiti sono filotrampiani, quindi certe cose le vorrebbero dire ma non le possono dire, vedremo come si cambieranno, no, nel nuovo contesto. Però insomma questa cosa va molto riflettere, no, sulla degenerazione ideologica che la società sta subendo in questi mesi. Parlavo della guerra, abbiamo visto le posizioni di Trump che ha fretta di porre fine alla guerra in Ucraina, qualcuno ancora continua a dire che ha una spinta pacifista, ovviamente tutt'altro. Il problema per Trump è che Trump è l'espressione forse brutale, grezza, caotica e abbastanza ondivaga di una crisi degli Stati Uniti che rende gli Stati Uniti ancora più pericolosi del passato. In qualche modo gli Stati Uniti ormai lo scrivono apertamente, la stampa americana, sono immersi in una crisi di egemonia a livello internazionale enorme. È un'egemonia politica, è un'egemonia economica, poi vedremo anche perché. Ha reagito con i presidenti democratici, con Biden e Obama, cercando di ricontrattare un'alleanza con l'Occidente e con ad esempio i paesi arabi che salvasse la forma, cioè l'alleanza, tenendo fermi gli interessi americani. Questa cosa è fondamentalmente fallita perché negli ultimi 2 decenni a livello mondiale sono emerse, si sono rafforzate varie potenze che contendono agli Stati Uniti l'egemonia in diversi quadranti del mondo. Prima citavo la Cina, che è ormai una potenza mondiale che interviene in America Latina, in Africa, in Asia, soprattutto dal punto di vista economico, ma ovviamente lo scontro economico è il principale scontro tra le potenze globali. La Russia è una tigre di carta dal punto di vista economico, anche se paradossalmente le sanzioni, il tentativo di isolamento hanno costretto Mosca a riconvertire una parte importante dei propri rapporti economici e quindi a diminuire quelli con l'Occidente, ma a rinsaldare, aumentare gli scambi e gli investimenti con i paesi soprattutto asiatici. E la Russia ha pompato molto la penetrazione economica e militare in Africa negli ultimi anni, espellendo di fatto gli Stati Uniti e la Francia da molti paesi.
pensare a cosa è successo nel Sahel, dove la Francia è dovuta scappare a gambe elevate, no? Dopo secoli, prima di colonizzazione aperta e poi di neocolonialismo spacciato come cooperazione. E pensare però, quelle sono le potenze, diciamo, concorrenti, nemiche, ma anche nel mondo che ha sempre fatto parte della sfera di influenza statunitense, ormai ci sono nuove potenze che vogliono fare da sole. Pensate alla Turchia, che fino a qualche decennio fa era una pedina nelle mani degli americani, che ormai ha un'agenda neo-ottomana, interviene non solo dal punto di vista ideologico e economico, ma ormai anche militare. Pensate alla Libia, pensate alla Siria, pensare all'Azerbaigian contro l'Armenia, il polo sunnita, le petromonarchie hanno fondato ormai anni fa questo Consiglio di cooperazione del Golfo, ha aspirazioni a dettare leggi quantomeno nella sua area di influenza. Quindi questo per dire che gli Stati Uniti sono sempre più soli, hanno sempre meno egemonia, e quindi adesso, dopo le presidenze democratiche e il tentativo di ricontrattare un livello di alleanza con i soci classici, soci sudditi, adesso sono ricorsi con Trump alle maniere forti, no? Trump lo dice ogni giorno, dazi e minacce di intervento militare a chi non si riprende i migranti, a chi non gli dà spazio libero. Pensate al canale di Panama, adesso rivendica addirittura l'uso esclusivo, l'uso privilegiato del canale di Suez. Pensate alle rivendicazioni territoriali espresse in maniera veramente becera sulla Groenlandia, addirittura no, questo insistere sul fatto che il Canada, non il Lussemburgo, il Canada, cioè un paese enorme che ha una storia di indipendenza e di anche cooperazione con gli Stati Uniti lunghissima, dovrebbe diventare, secondo Trump, il 51esimo Stato della federazione. Allora, sono argomenti di un pazzo. Ovviamente Trump esprime queste cose in maniera abbastanza fuori dagli schemi, no? Fuori dal discorso diplomatico, dal linguaggio diplomaticamente accettabile, ma sono rivendicazioni che sono in linea con la necessità degli Stati Uniti, e non solo, di andare a una nuova ridefinizione della propria egemonia, cioè non più il controllo indiretto ma il controllo diretto. Cioè gli Stati Uniti, soprattutto, che sono la potenza maggiormente in crisi, oggi hanno bisogno impellente, urgente, di controllare direttamente spazi, ad esempio quelli che danno accesso all'Artico, che sta diventando un'arena di scontro tra varie potenze, in particolare con la Russia ma anche con la Cina, e di avere accesso a ricchezze, a materiali, alle terre rare, a materiali preziosi, agli idrocarburi. Quindi no, la richiesta assurda all'Ucraina: vi abbiamo dato le armi, adesso ci date il 50% dei proventi delle vostre terre rare e ci fate usare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che nel piano di pace americano dovrebbe fornire elettricità agli ucraini e ai russi, ma essere gestita da personale statunitense. Il canale di Panama, no? Le rotte, i corridoi, cioè siamo ritornati a un imperialismo e a una visione coloniale che è stata al centro della stagione d'oro dell'imperialismo, quella dell'Ottocento, e quella stagione aveva portato a 2 guerre mondiali, no? Allora, ovviamente io non sono fatalista, la storia non si ripete mai in maniera pedissequa, però i presupposti ci sono tutti. Noi abbiamo visto che gli Stati Uniti, dopo il crollo del blocco socialista, hanno avuto alcuni anni di dominio incontrastato, no? Gli anni 90 di fatto, quando la Russia era colonizzata, spezzettata con Yeltsin, quando gli Stati Uniti hanno fatto alcune guerre per togliere di mezzo alcuni capi di Stato, alcuni governi, alcuni dei quali tra l'altro erano da loro controllati negli anni precedenti, no? Pensiamo all'Iraq, pensiamo a cosa hanno fatto nei Balcani. Però quella stagione è finita con l'emergere, ripeto, di nuove potenze che possono pure essere vicine agli Stati Uniti, ma hanno comunque interessi strategici e un'agenda politica e economica propria, e quindi questo per gli Stati Uniti rappresenta un motivo di crisi enorme che gli Stati Uniti intendono impedire utilizzando l'arma che è ancora a loro disposizione, cioè di fatto la potenza militare. Quindi, dicevo, un paese come gli Stati Uniti in crisi sono paradossalmente più pericolosi degli Stati Uniti, che comunque erano magari decenni fa ancora nel pieno del loro controllo a livello internazionale.
abbiamo visto crollare improvvisamente questa categoria dell'Occidente, no? L'Occidente aggredito, l'Occidente non esiste più perché Trump ha tolto gli Stati Uniti dall'Occidente come categoria ideologica, culturale, geopolitica, e anzi contro l'Europa adotta le stesse tattiche che sta adottando contro altri paesi, cioè di fatto pretende che gli europei, così come i cinesi e altri, aumentino i propri investimenti negli Stati Uniti in modo da risollevare l'economia americana e soprattutto impedire che la crisi del debito statunitense porti, no, a un'ulteriore crisi statunitense. Quindi siamo in uno scenario pericoloso in cui ovviamente l'economia di guerra è uno dei tasselli, l'altro è il bellicismo ideologico, no? La chiamata alle armi, di cui l'appuntamento di Piazza del Popolo che citavo prima è un tassello importante, o le campagne stampa, la reintroduzione della leva in molti paesi, l'apertura degli eserciti professionali alla cittadinanza per chi da straniero appunto, no, trova attraverso gli eserciti professionali la via per ottenere la cittadinanza dopo aver svolto il servizio militare, che è una cosa che negli Stati Uniti e in altri paesi fanno da tempo, ma che in Europa si sta affermando ormai gradualmente. E quindi questo è un po' il quadro. C'è una visione anche a sinistra per cui il mondo sarebbe di nuovo diviso in due, ed è paradossale che questa visione sia propria anche dei campisti filoatlantici, cioè da entrambe le parti si racconta che siccome il mondo è diviso in due bisogna stare di qua contro quelli che stanno di là, e questa è una visione che accomuna paradossalmente, no, chi è schierato in maniera totale con gli Stati Uniti o con l'Europa, che ormai non sono più un'entità unica, ma anche con chi pensa, secondo me sbagliando, che l'affermazione in questo quadro di Russia e Cina possa di per sé aprire chissà quali, no, rivolgimenti progressivi a livello mondiale. Quando si inizia una escalation di guerra in un quadro in cui i paesi, le potenze sono divise sul piano degli interessi e sul piano geopolitico, ma sono di fatto unificati dal sistema economico e dal sistema ideologico, dubito che, no, la vittoria di una potenza rispetto a un'altra possa fare la differenza rispetto agli equilibri, ai diritti, alle sorti dei lavoratori e dei popoli. Però voglio dire, questa è una cosa di cui forse è utile discutere. Fatto sta che secondo me non esiste, no? Prima si parla di multipolarismo e di multilateralismo proprio perché oggi esistono molte potenze, alcune delle quali, io direi, blocchi, che in qualche modo si possono anche alleare tra di loro. Pensiamo ai BRICS, no? Ma i BRICS, ricordiamo che all'interno ci sono Russia e Cina, che in questa fase sono stati molto avvicinati dalla assurda strategia americana precedente, no? Di aggredire la Russia, di in qualche modo portare la Russia all'invasione dell'Ucraina, costringendola in qualche modo ad accettare il sostegno cinese, che però per la Russia è un sostegno invadente, perché ovviamente la Cina dal punto di vista economico ha molte più carte da giocare rispetto a una Russia che produce poco ed è molto soggetta, no? Molto dipendente dalla crescita economica cinese e dalle decisioni che la Cina prenderà nei prossimi anni. Non a caso Trump, che considera la Cina il nemico principale, vuole raffreddare lo scontro con Mosca per concentrare le forze proprio verso la Cina e verso l'Europa. Russia e Cina storicamente e ancora oggi, pur essendo alleate, sono potenze concorrenti, ma pensate all'inimicizia che divide la Cina dall'India. No? Di questi giorni la notizia che probabilmente Apple sposterà la produzione in India per togliere alla Cina un'arma, no, qualche modo di condizionamento nei confronti dell'economia e dell'opinione pubblica americana. Paradossalmente, no, Trump è più suscettibile alle dimostranze dei consumatori che non vogliono pagare l'iPhone 1500 euro invece di 1000, piuttosto magari ad altre argomentazioni, ad altre versioni, però così va il mondo. Quindi anche descrivere i BRICS secondo me come un blocco vede solo una parte della verità. I BRICS secondo me sono un sindacato delle potenze emergenti, no? Cioè in qualche modo il tentativo di sommare interessi parziali e in parte divergenti per contrapporsi, per fare
appunto sindacato rispetto alle potenze tradizionali, Stati Uniti in testa. Però le contraddizioni sono enormi, esattamente come sono enormi nel campo occidentale, tra l'Europa e gli Stati Uniti, all'interno dell'Europa con alcune potenze, Francia e Germania in particolare, per non parlare della Gran Bretagna, che hanno una loro agenda, una loro strategia, e dentro quindi questo riassetto vogliono giocare un ruolo di primo piano. La Francia non vuole perdere il primato militare, essendo l'unica potenza nucleare dell'Unione Europea. D'altro canto la Germania ha molta più massa critica, molti più finanziamenti da investire per il riarmo e per condizionare tutta una filiera europea, compresa quella italiana, che dipende fortemente dall'economia tedesca e dalle scelte politiche tedesche. Io concludo citandovi un articolo di Emiliano Brancaccio, che è un economista marxista che appare poco nei media, però io vi invito ad andarvi a cercare i suoi articoli recenti proprio sull'economia di guerra. E lui, insomma, ha scritto un testo che si chiama Momento Lenin, che già il titolo è carino, ma non per piaggeria, e lo spiega. L'intuizione leniniana che ha retto di più alla prova del tempo è il nesso tra l'intreccio di rapporti di credito e debito internazionali, i relativi processi di centralizzazione dei capitali in blocchi monopolistici e la conseguente mutagenesi della lotta economica in vero e proprio conflitto militare. Momento Lenin, potremmo dire, esattamente quell'angoscioso punto di caduta degli eventi, quell'ora di terrore collettivo in cui l'intrigo della competizione capitalistica esonda verso lo scontro armato. La guerra in Ucraina e le sue code, che saranno lunghissime e avvolgenti, possono essere considerate momento Lenin di questa nuova epoca di disordine mondiale. Poi passa a descrivere Trump. Dice: Trump non è altro che la personificazione del debito americano verso l'estero, un enorme rosso che ha ormai superato la cifra record di 23.000 miliardi di dollari. Questo gigantesco passivo netto verso il mondo ha inceppato l'immane circuito militare monetario di cui l'America aveva edificato la sua egemonia globale dopo il tracollo sovietico. Lo stesso problema aveva già lambito Biden nelle precedenti amministrazioni, quando gli Stati Uniti si videro costretti ad allentare la morsa su vaste aree di occupazione militare, economica ed estrattiva dall'Iraq all'Afghanistan. Con Trump l'impossibilità di espansione imperiale fondata sul debito è diventata incontrovertibile. Il nervo di Cicerone, salvo tutta una parte ovviamente, dell'illimitato denaro per dare forza alla guerra si è dunque spezzato. Da qui bisogna partire per afferrare la crisi egemonica americana, ed è sempre da qui che si può comprendere il ritiro di Trump anche dal fronte ucraino. Per l'America indebitata verso il mondo è tempo di serrare i ranghi, circoscrivere gli obiettivi imperiali, ridimensionare l'area di egemonia. Se una legge di crisi dell'impero esiste, nel confronto tra spesa militare e debito estero. Allora, qui cita Panama, Suez, la Groenlandia, il Canada, cose di cui abbiamo già parlato, e ovviamente mette in evidenza il fatto che se gli Stati Uniti sono il più grande debitore, il più grande creditore è la Cina, e quindi da qui la scelta di Trump di concentrare gli sforzi e quindi gli attacchi nei confronti di Pechino. In questo gigantesco scontro tra zolle tettoniche resta da esaminare il tradimento di Trump verso l'Europa. In Italia e altrove gli apologeti del riarmo insistono con l'idea che il presidente americano abbia lasciato sguarniti gli ex sodali europei contro una possibile invasione russa, ma è difficile immaginare una propaganda bellica più infantile. La realtà della corsa al riarmo è ben altra. Per decenni i paesi europei hanno agito nel ruolo di veri e propri vassalli dell'impero americano, dove la nave in guerra dall'America muoveva le sue milizie, lì si creavano occasioni di affari per le aziende americane soprattutto, ma poi in subordine per quelle britanniche, francesi, tedesche e italiane. Dall'ex blocco sovietico all'Africa, al Medio Oriente, è stata questa la storia dell'imperialismo atlantico nei decenni scorsi. È evidente che nel momento in cui la crisi del debito forza l'impero americano a ridimensionare l'area di influenza e a espropriare gli antichi vassalli, il problema principe delle diplomazie europee diventa uno solo: progettare un imperialismo autonomo, in grado di accompagnare la proiezione del capitalismo europeo verso l'esterno con una potenza militare autonoma. Con le parole di Lenin, i rapporti di potenza si modificano, le modalità di spartizione del mondo debbono mutare di conseguenza.
L'ultimo arcano del momento è il ruolo della mitica classe subalterna, dispersi dei privati di intelligenza collettiva, lasciati in balia delle sole stupidità individuali. I lavoratori sembrano oggi rassegnati a subire gli effetti di un boom della spesa militare a colpi di tagli ulteriori dello Stato sociale e nuove compressioni del potere d'acquisto. Del resto i pochi che ancora gettano uno sguardo sulla politica parlano la medesima lingua della diplomazia capitalistica che li governa. La loro più elevata ambizione intellettuale è mettersi sotto la bandiera del buono contro l'ultimo cattivo di turno, inconscio adattamento mentale a un futuro di carne da cannone. Ovviamente sta alle forze vive e socialiste, credo, intervenire affinché questo quadro molto pessimistico che chiude l'intervento di Brancaccio non sia quello definitivo, perché altrimenti penso non staremmo qui. Io mi fermo qua, spero di avervi dato qualche elemento di riflessione, poi magari torniamo sulle questioni più interessanti. Bene, grazie Marco. Se qualcuno vuole fare qualche pregunta o intervento, se no, non è più uomo, se no non lo vedo. Giusto qualche cosa in più sopra su Millenne, e cioè vedo che come finito su Millenne Trump che si scontro con questo contro la Cina e tanto forse se Europa non gli interessa più, non gli interessa più dell'Europa. Quindi lo scontro interno al Mediterraneo cambia scenario a questo punto, visto che gli Stati Uniti stanno cercando in qualche modo di smobilitare in maniera un po' più diretta, diciamo, rispetto a prima quello che è il loro posizionamento in Europa, e quindi questo cambierà in un modo che non possiamo dire meglio o peggio rispetto al posizionamento degli Stati Uniti nel Mediterraneo, e quindi di conseguenza al ruolo che potrebbe avere la Sardegna in merito a questo nuovo riposizionamento, perché appunto la Sardegna comunque da un punto di vista strategico ha sempre rivestito un ruolo importante per gli Stati Uniti per il controllo della zona del Mediterraneo, su cui però comunque pare essersi spostato più che altro il lagone. Se prima magari era più sul Mediterraneo centrale e occidentale, ora si sta spostando più su quello orientale, più sul versante appunto del Levante, e quindi questo potrebbe avere ripercussioni anche sul ruolo della Sardegna, se invece magari potrebbe avere ripercussioni diverse, cioè in un'ottica non più prettamente statunitense, ma in un'ottica magari invece di neocolonialismo europeo nei confronti dell'Europa, e quindi cioè nel senso, scusate, il neocolonialismo europeo nei confronti dell'Africa, e quindi prima testa di ponte la Sardegna come collegamento per un nuovo, come dire, tentativo di ingerenza diretta a questo punto degli stati europei nei confronti dell'Africa. Ecco, quello potrebbe essere uno scenario delle nuove prospettive, nel senso, proprio in virtù di questo nuovo riposizionamento potremmo vedere appunto un ruolo diverso della Sardegna, anche interpretato da attori diversi, perché dal punto di vista degli spostamenti militari, della gestione logistica e strategica della Sardegna, purtroppo di quello e di molte altre cose non siamo padroni, dobbiamo semplicemente renderci conto di quali sono le mire verso la Sardegna e da parte di chi, anche per capire come muoversi e come appunto muovere l'opposizione eventualmente a queste mire. Però volevo sapere se tu, Marco, hai qualche idea su come possa essere il ruolo della Sardegna rispetto a un eventuale tentativo dell'Unione Europea o comunque sia degli Stati europei di ripercuotersi ulteriormente sull'Africa o comunque sia sul Nord Africa, che sappiamo comunque esserci dei piani già, non dico largamente definiti, però comunque sia tipo il piano Mattei e altri.
Sì, prima dicevi agli Stati Uniti non interessa più l'Europa, in realtà il discorso è un po' diverso, nel senso che gli Stati Uniti vogliono che l'Europa si paghi fondamentalmente la protezione. È un discorso mafioso, ma non è che lo dico io, lo dicono le cancellerie occidentali, anche se poi pubblicamente siamo ancora tutti amici e fratelli, però gli Stati Uniti recriminano all'Europa il fatto che per decenni dopo la seconda guerra mondiale, dopo che ci hanno salvato, ovviamente dimenticando il contributo sovietico e delle resistenze popolari nei vari paesi dominati dal fascismo e occupati dai nazisti, ci hanno protetto sotto l'ombrello della NATO e dello schieramento militare statunitense fino di fatto ad oggi. Gli Stati Uniti non pensano di diminuire molto il loro schieramento militare in Europa, soprattutto ovviamente nelle aree di confine, quindi sicuramente non credo che ci sia un ridimensionamento, no, in Sicilia, in Sardegna, così come non ci sarà nei paesi dell'est europeo e della Scandinavia. Quello che probabilmente avverrà sarà una riconversione parziale di alcune installazioni, quindi il tentativo di spendere di meno. Il grande gran calcio, prima lo citavo, ma il grande problema degli Stati Uniti è spendere di meno e incassare di più. Quindi gli europei, se vogliono la protezione, siccome non sono preparati alla guerra che si sta preparando, come dicevo prima, c'è chi dice addirittura tra 3 anni, c'è chi dice 7 anni, ci sarà uno scontro militare su grande scala, non vuol dire la guerra mondiale nucleare, però voglio dire uno scontro militare aperto probabilmente con la Cina, e quindi se l'Europa vuole protezione dal punto di vista militare se la deve pagare, quindi la richiesta di aumentare le spese militari prima era al 2%, qualche anno fa, adesso è diventato al 3%, addirittura ci sono paesi scandinavi non solo che sono arrivati al 5%. Evitare i dazi assicurando agli Stati Uniti commesse enormi per l'approvvigionamento energetico, per l'acquisto di tecnologia, per l'acquisto di automobili, da quel punto di vista poi tutti gli strumenti. Quindi in realtà gli Stati Uniti vogliono mantenere la posizione di predominio in Europa, ma con una spesa inferiore che dovrebbe coprire la stessa Europa. Ovviamente le classi dirigenti europee, che fino al 2022 erano immersi in un processo di integrazione, si parlava molto di esercito europeo, era nato un progetto per fondere varie industrie militari europee in un unico complesso militare industriale, c'era il progetto per fare un caccia europeo in modo che noi non fossimo costretti a comprare i caccia americani. Oggi nel 2022 tutto questo, grazie agli Stati Uniti, alla loro strategia, è in parte caduto. Cioè l'Europa ha accettato lo scontro con la Russia in Ucraina, ha accettato di investire enormi risorse economiche e militari in Ucraina, ha accettato di comprare gas però dagli Stati Uniti invece che dalla Russia, e quindi si è rimessa nelle mani di nuovo fondamentalmente di Washington. Oggi che Trump invece rompe l'Occidente collettivo, quindi l'Europa si trova sguarnita e cerca di correre ai ripari. Il dato è che questa cosa avviene in un mondo in cui la globalizzazione è finita da tempo, l'unico che difende la globalizzazione è la Cina, paradossalmente, che dice no, fateci, come adesso che ci siamo organizzati, che abbiamo un'economia forte, vogliamo vendere in tutto il mondo, adesso ci chiudete i mercati con i dazi, con i divieti, e quando si chiude la globalizzazione e si apre l'era del protezionismo e dei dazi, ogni blocco, ogni potenza si blinda, quindi cerca di avere accesso univoco alle risorse, di avere accesso univoco ai corridoi, di moltiplicare le proprie basi militari e per difendersi e per controllare altri territori, e in un quadro del genere ovviamente dentro lo spazio europeo che non sappiamo come si riorganizzerà, perché ci sono due spinte, una centrifuga e una centripeta, cioè una che spinge all'integrazione, ma come dicevo prima poi Francia, Germania, l'Italia in piccolo, ognuno cerca di deviare l'integrazione verso una crescita del proprio ruolo, e che quindi questo oggettivamente ritarda l'integrazione. Questo non sappiamo come si riverbererà sicuramente crescerà, qui non ci sono fabbriche di automobili che possono essere riconvertite in fabbriche di carri armati, ci sono già le fabbriche di bombe che probabilmente verranno
incrementare, perché il problema dell'Europa è se noi aumentiamo la spesa militare e ci riarmiamo, ma poi compriamo le armi, le bombe, i droni dagli Stati Uniti, come dire, ci facciamo del male, perché se poi gli Stati Uniti aumentano ancora di più le loro pretese nei nostri confronti, no? Come dire, non avrà avuto senso. Quindi adesso il problema qual è? Bisogna comprare armi subito e si compreranno in gran parte dagli Stati Uniti, ma l'idea è aumentare la produzione di armi dentro l'Europa in modo da strategicamente poter fare a meno dell'acquisto di armi statunitensi. E quindi ovviamente io non so sulla Sardegna, no, se saranno queste le scelte, probabilmente il centro della produzione di armi sarà la Germania. L'Italia ha un ruolo più che altro sui velivoli militari, sui droni e sulla tecnologia. Io credo che la Sardegna potrebbe diventare, oltre che continuare a essere un terreno di sperimentazione, proprio per il ruolo coloniale, no? Rispetto allo Stato italiano, al continente europeo, probabilmente ci saranno investimenti maggiori nella parte tecnologica, perché poi il riarmo non vuol dire solo costruire carri armati o droni, vuol dire pure incrementare tutta la parte dei cyberattacchi o della difesa dai cyberattacchi, la parte legata allo spionaggio, la parte legata al controllo dei satelliti. Abbiamo visto in Ucraina una guerra abbastanza tradizionale, no? Fatta con le trincee, i carri armati, i bombardamenti. Ciò che è cambiato rispetto al passato è che queste azioni di guerra convenzionale sono spesso state guidate da apparati tecnologici e satellitari che prima non esistevano, prima si andava un po' a occhio, adesso abbiamo scoperto, no, da un'inchiesta di un quotidiano americano, che erano da Washington, gli americani indicavano agli ucraini gli obiettivi da bombardare e dentro il territorio ucraino, addirittura in territorio russo, attraverso, no, tutta questa armamentario tecnologico che l'Europa dovrà sviluppare se vorrà in qualche modo far crescere le proprie prerogative militari. Quindi io credo che su questo probabilmente in Sardegna ci sarà un investimento, oltre che appunto sui poligoni. Io non credo che la parziale smilitarizzazione da parte degli Stati Uniti porterà alla chiusura dei poligoni, semplicemente perché non è che scompaiono gli eserciti, ammesso che gli Stati Uniti si tirano indietro, quegli spazi verranno occupati dagli eserciti europei, che oggi più che mai hanno bisogno di intervenire fuori. E per intervenire fuori nelle aree di crisi, semmai dovranno avere alle spalle, no, un retroterra fatto di esercitazioni, di sperimentazioni, una cosa che gli Stati Uniti hanno in scala, no, 100 volte maggiore rispetto all'Europa, e hanno potuto sperimentare nei teatri di guerra, perché poi le guerre in Afghanistan, le guerre in Iraq, le guerre nei Balcani, lo sappiamo tutti, sono strumenti di test su nuove armi, sugli effetti di un nuovo uso di vecchie armi. Quindi da questo punto di vista non credo che ci saranno particolari novità, se non nell'incremento della parte tecnologica del fronte militare, che probabilmente dà anche meno, ha un impatto minore sull'opinione pubblica, no? Perché avere una fabbrica di bombe sotto casa, una fabbrica di carri armati, a una parte dell'opinione pubblica può far percepire il pericolo, perché quella può diventare obiettivo militare. Invece magari un'azienda che si occupa di cybersicurezza non è così pericolosa nella percezione, però ovviamente fa parte di una rete di militarizzazione dell'economia e della società che secondo me è altrettanto pericolosa. Samu. Allora a tutti. Poi dopo può forse. Tanto, allora già cominciò a andare sotto padre, soprattutto la Sardegna non ha mai essere lasciata delle esercitazioni militari. Non scherzo, poi conosco bene i davanti in Tulada e in Kirra. Sui vanti in Norge, non dovete fare intervenuto già in Europa. Poi commentando il generale del soggetto italiano. Hanno provato a fare altro già, hanno provato a fare in Ucraina, hanno provato a fare in Siria.
non sono andato a fare, per esempio in Ucraina, poi andato a Mandauso perché fu interessante su loro. E noi invece sì, non vai, perché come descritto bene in Sardegna fanno su Chiovente, e come tu fai delle 70 anni. Poco su, no, io sono venuto mai a Sardegna. Non solo, visto che gli americani sono molto in Europa, questa cosa non da finire. O chi si innanta alla base in Germania, o come succede in decimo anno. In decimo anno si è voluto andare al tedesco, dessa Luftwaffe, e fu arrivato tutto stato reso sul mondo. Già tre palle s'allacano, e come, punti volando, ogni dia, il 735. In decimo anno. Dopo cominciamo a dormire su mese Vassau, e come vuole. Ma in Nia ha visto due dotti, ha visto Antonov ucraino, so che ribagliata in anti diventa bombardato. E in Nia si vede dedotto come si vede l'esercito dello suo mondo, i capariotas, e in Nia bene gli israeliani, come tutto bene. Non bene più l'aeronautica, poi questa gente dei Vidas in Ies, molti furioso, gli israeliani non vogliono, e poi sono gli israeliani, poi gli israeliani vogliono in Ies, vogliono in Palestina. Poi in decimo anno, decimo buzzi, in Villassor, passano a 2 metri su pizza di scrittura. Allora, che cosa è stato 2 metri di pizza di scrittura, che non rientra steulas, il segreto di spentana, fai queste cose, in vita, è stato fatto poco anni, pizza canno non si punti straccaoso, e andando a pazienza per questa fase militare, però non poteva essere uno che guerra, come testimoni. Quando è questo non so questo intitolata a chi da passata. Quando questo anno lì, naturalmente ho visto passando i carri al mouse tedesco, che ritorna niente delle ultime esercitazioni. E come tornano a cominciare, come maio torna a cominciare. In Sardegna ogni anno punti più mano. In Noghe in Sardegna punti provando su chi vuole essere, c'è una guerra. Su chi va intitolato allenare a bombardare dell'aria, del mare e dell'erba. E lo fanno con i cannoni, con i carri armati, con aereo e con il naso. Fate tutto. E naturalmente non si può fare niente. E poi le armi che non per andare, vabbè, non dischesi, non punti armi prendere il cemento. Mi sa che punti non punti prendere il cemento, punti prendere procura del torio e tutto sullo che si investava. Finalmente tu l'ha tenuto su una giunta che è preso manco di questa parte nostra. Dopo si chiede ballare, non so come si sta parlando con un avvocato, può cliccare a sotto manco le prima che con una di questa esercitazione. E ho smesso una via che cade con una cosa che si può a campo. Spero di cliccare in una maniera perché come all'inizio in antisi sa cosa è legge che ha in base a guerra andare a tutto per andare a morire così stato poi imperialista sia europeo che americano e già andiamo a morire questo non è troppo bene. Grazie. Grazie Samu. Bustiano. Dunque, io sono indipendentista e vivo in una terra che è sotto la dominazione
che magari non è evidente come potete essere in altri luoghi, come potete essere in Palestina, come potete essere in Kurdistan e in altri luoghi. Però non è tanto diverso, è l'effetto. È sempre frutto di un'azione imperialista, cioè non che un imperialismo minore, ma non fa importanza alta, io non ho fatto tanta distinzione tra un tipo di imperialismo e un altro. L'imperialismo è comunque un'esercitazione criminale della dominazione un Stato, un'entità giuridica, militare, politica, eccetera, eccetera, sviluppa di un territorio che non è suo e chi lo mantiene suo ne chiede impossessare, però il scopo è utilizzarlo e convegna solo e unicamente sulla di chi è il e tanto che oggi è questa situazione, è questo status del dominato, quindi delle persone appartenenti a un popolo che soffre di una compressione imperialista che lo limita in questa libertà fondamentale, se di fatto certo non si usano queste armi, queste bombe che si usano in Palestina o in Tenisco, in Kurdistan, per restare a questo esempio, ma l'efficacia dell'azione imperialista in Sardegna non è manco dell'efficacia dell'azione imperialista di Israele in Palestina. Cioè l'azione imperialista in cui è di cancellare un popolo da una terra o poi impossessare di questa terra. Beh, il risultato che Israele non ha ottenuto in Palestina c'è stato italiano imperialista in Sardegna, di fatto lo ha già ottenuto. Cioè questa terra appartiene già costituzionalmente a se stato imperialista italiano. L'articolo 15 non cancella appena la possibilità di esistere. E cioè mentre per esempio la Palestina meso del suo mondo o 3/4 del suo mondo comunque la conceppino come un popolo che ha diritto a sua indipendenza, questo popolo è un popolo meno da stato che invece cancellato, cioè non esiste neanche in immaginario collettivo mondiale come un popolo che ha diritto a sua indipendenza e che ha diritto a governare del suo territorio suo. Io però sono indipendentista, io ho questa coscienza l'APO e quindi mi devo girare intorno, poi vedete va succedendo in suo mondo tutte queste guerre che sono state citate, tutte queste azioni dell'indipendentista, la devo vedere da inocchio, la devo vedere da quest'ambito. Non mi posso porre né in ambito italiano né in ambito europeo, può pompiare o in ambito di chissà chi, insomma ideologico, può pompiare il che succede intorno a suo mondo. Io la baito dai no che mi incarte a su sopramonte e io il che va succedendo il suo mondo relativamente a sa terra mea. Questa è sa terra mea, su questo è il suo mondo. E io devo valutare dai no che idere che le zone sono riflesse e non rughe, ne manchi sa trappola, deve andare a decidere però a te lo so, a me non posso io andare come a decidere issa politica italiana che battono discorsi in bebè Salvini, Conte e compagnia cantante che correndo un secato che colata e no, io non vedo che in questa trappola sarranzene sono problemi solo certo, non che è influenzata sa politica mia, ma sempre in termini del rapporto di dominazione che Conte e Salvini o il Tenisco, l'altro, adesso PD non riesco mai a andare sul nome, nella tissa, che hanno partito scolono, che hanno aperto chi buzzo politico, qua che si paragone che sono palestini. Cioè non che hanno aperto chi buzzo politico, e questo schibuzzo politico sono governanti la terra mea, ma non la sono governanti pro conto del suo popolo sardo, la sono governanti pro conto di chi si esprime
scrivete politicamente. Tanto è che il Presidente della Regione, il Sindaco di Nuoro, eccetera, eccetera, si decide in un bilanciamento noi non siamo in gioco. A che parte di un bilanciamento adesso partito schibus? A che parte? Chi viene poi adesso partito scolonoso? Chi decide che deve succedere in terra mea. Ecco, da questo aspetto io avvalgo. E quindi è chiaro che viene una situazione dei caratteri imperialista occidentale, orientale, cinese, eccetera, eccetera, io la sabaico verso il Pramonte e io ti riflesso potenare in questa terra. E dai note a cosa valutazione. E a Vaitano verso il Pramonte non vedo imperialismo il buono e imperialismo il malo. Vedo imperialismo che ha azioni che sono uguali e precise da cosa che fa Israele in Palestina o che ha fatto l'Italia in Sardegna, che fa in Spagna in Catalogna, in Paesi Baschi, eccetera, eccetera, in Francia, in Corsica e così via. E cioè tentativo di esprimere la compressione imperiale su quei territori che appartengono a tutto, non solo. E certo, la questione sul Donbass non è esistita, si vai a tapito un accordo di tennisco o comunque sia un'azione di riconoscimento della possibilità di questo popolo di esprimere su il suo destino solo. Se Ucraina o Russia o lo Stato europeo hanno espresso questa idea di dare a su Donbass la possibilità di decidere e si quieren donbassinos, si quieren rusos, si quieren ucranianos, lo deben decidere ISO, non la forza militare di Ucraina che lo bombardata o los annettiti, e la forza militare della Russia che lo bombardata che si scusano liberare e però se los annettiti che in un referendum metta simile a questo che Sacale è stato annesso su meridione a Italia uguale, preciso. Allora, chi milizia già pure di carattere privato, tipo mercenario, come in quel viti da Wagner, ma il suo meridione viti già milizia adesso il mercenario garibaldino, sono andato a liberare una terra che non apparteneva, ma poi che poi si la mettere, mica può liberare. Dichiarando ovviamente terrorista e criminali, briganti, tanto si usaiata. Certo, come gli ucraini dichiaravano terrorista da Donbassino che resistivano come la stessa cosa anche la Russia, dichiarata terrorista oppure nazista dall'Ucraina e quindi la classificazione diventa poi un motivo per poi andare a conquistare territorio che poi sono risorse e comunque sono risorse di carattere immaginario, e cioè il grande impero, eccetera, eccetera, il territorio patrio e così via di seguito, che non sono cose del poco conto, badate bene. Io non riesco di fare che l'Italia si dia a sollevare per esempio una rivolta armata. Poi pensate che sul comportamento dell'Italia verso la Sardegna di adesso è diverso di quello che ha fatto l'Ucraina verso il Donbass. Io non credo che debba essere tanto diverso. Tanto è che abbiamo qualche idea che hanno per esempio sta arrivata l'operazione Forza Pari. Se guardate voi dite Stovanello, ma io non fico manco Stovanello. Intanto che hanno fatto l'operazione Forza Pari, sono una vera e propria occupazione di carattere militare. Angelo Caria è stato chiamato in dibattimento per un volantino che ha iscritto ieri. Però siccome gli obiettivi di Angelo hanno colpito i sé e l'hanno fatto sul dibattimento e sul tribunale, condannato, eccetera, eccetera. Uno tra l'altro è iscritto da Gianfranco Pintore e poi questi scritti indizi che è relativo a Saida, ne manca il numero, però siccome la repressione prevedeva di toccare la gente che
poteva dare a Neo veramente ha inquisito, ha avuto dibattimenti e così via, ha una rapida occupazione del soscuile a livello militare, che ne va a sollevazione militare. Pensate che sviluppare così in Sardegna avete una sollevazione militare. Noi abbiamo bombardato uguale, preciso, già non sono bombardane che cosa si chiamano guerre simulate, ma di fatto poi sul teatro di guerra non hanno meta le università, adesso è stato teatro di guerra vero, per quanto riguarda per esempio l'inquinamento sul territorio e sul danno schisiato che la salute del paziente, non ha una grande differenza. E tanto è chiaro che io, essendo indipendentista in una terra che è in ribellione, come in storia della ribellione si sta esprimendo in diversi aspetti, scomitato di vario tipo, eccetera, eccetera, ma comunque questa ribellione. Certo non siamo la soddisconnoto, cioè non siamo una rivendicazione soddisconnoto, cioè non è una rivendicazione chiaramente indipendentista e verso la sovranità in questa terra, non lo è. Lo aspetto sempre esplosa a corso. Però di fatto la situazione dai numeri io voglio valutare la cosa esposta, cioè non posso io rugere il suo occhio di separare a quale imperialismo che lo ha che sparte, assolutamente no. Io non che lo ha che sparte di nessun imperialismo, che tanto isco che come denaro sul gallo reso per noi non va migliori, sia Filippo V, caro l'imperatore, riferire da Carlo d'Orleans e Filippo V, Filippo d'Orleans e Carlo di Francia, mi pare che si vorrebbero potersi appropriare che la storia dell'impero di Carlo V, eccetera, eccetera, insomma, e la Sardegna neanche a parte, anche se non importa chi è inghiata sul settore francese oppure sul settore austriaco, poco non si importa io. E quindi ecco chi già dimanda che sta stata pacquate, ma quale sono sul riflesso su questa Sardegna? Quale sono? Noi siamo a servire come base di aggressione militare? A servire? Lo siamo già in parte qua, esercitazione, come le bombe e così via, avviene in questa terra, il risultato l'abbiamo visto, poi anche sappiato tutto, per questa questione di Quirra si è stancata in maniera ignobile, che è stata tancare la questione teulala, che è gare in corso, ma sono appunto a tancare probabilmente sul risultato a essere in un insabbiamento uguale e preciso. Ecco, quest'anno io sto in attenzione, dal sopramonte valuto quali sono il riflesso di questa terra. E guardate che io sono di fatto un pacifista, non ho mai sparato un'arma, mai, manco per niente militare, mi sono rifiutato di sparare arma, qualunque, tra l'altro di sparare a un monte della terra mia, figurati se io sparavo, corpo di fucile a sta terra mia, ma manco che mai ne è, e infatti manco che mai ne fatto, non mi hanno arrestato, ma mi hanno posto in isolamento totale da essa truppa, tutto il periodo capoato già. Adesso amano il servizio militare, ma io di fatto mi considererei appunto un prigioniero politico. E quindi sono di natura un pacifista, non sparo arma, manco salfesta, eccetera. Assolutamente no, ma non so. Però uno contro la lotta armata, assolutamente no. Io penso che non si può chiedere in compressione e chi ha una minima speranza di si liberare ha passato il diritto di usare queste armi per si liberare. Ma partite, io non posso pensare che sono palestinesi si possono liberare piccando nevrores o canvas di disegnare in italiano a spodelo, strarea, insomma. La Silventola Palmas o Columbas, eccetera, eccetera. Non penso assolutamente che sia legale. E dunque hanno visto popoli che il nostro che hanno usato la forza armata, non e che qualcuno viene da indipendentista, ma voi siete violenti perché siete dalla parte degli irlandesi, dei baschi, perché che usano le armi e stanno in Corsica avete un movimento armato. Assolutamente no, noi pensiamo che il nostro popolo ha il diritto di si esprimere e di combattere l'occupazione
che subito adesso imperialismo in sa maniera che ritiene più opportuno. Se in Sardegna abbiamo usato un spero di non poter liberare che in una ribellione armata gli è pistato a 74 anni, ormai è pistato pronto a Myanmar, può andare a sparare questa strincella, può liberare la Sardegna. E a Proite no. Quindi è chiaro che quando abbiamo del disarmo, disarmiamo l'imperialismo, ma disarmiamo di tutto. Disarmiamo. Che è l'imperialismo armato che ha questa guerra, non sono popolo che si difende che ha questa guerra. La difesa è una cosa, l'aggressione e l'occupazione militare è un'altra. Io ho il diritto di armare e di difendere, tu hai il diritto di armare e mi offendere. E puoi urare sul territorio e puoi urare il diritto di esistere in quanto persona appartenente a un popolo che ha una storia, che ha una terra e che ha diritto, quante a chi è imperialista, di governare la terra sua. Tu è italiano, ha il diritto di governare il territorio tuo. Io non mi meglio di governarlo come te che, ma lascia però la libertà a questo popolo di governare la terra sua. Grazie Sapustiano. Prego. Nome? Giovanni. Vieni. Buongiorno a tutti. Come Unione dei Giovani Comunista ci teniamo a partecipare al discorso di oggi sul riarmo europeo, che noi giovani comunisti sardi riteniamo una questione di grande importanza per il futuro del popolo sardo, nonché per tutti i giovani europei, in quanto questi sono i primi per la preparazione della guerra imperialista dell'Unione Europea, che minaccia di trascinare milioni di giovani nei campi di battaglia e di uccidere altrettanto. E naturalmente serve quasi scontato affermare che l'opposizione a quella che ormai si può e deve essere definita come una dottrina geopolitica imperialista dell'Unione Europea debba e possa unicamente venire da parte delle classi popolari, che più di tutte non hanno nessun interesse nella partecipazione alle guerre imperialistiche. L'Europa imperialista, come ogni grande potenza, per difendere gli interessi dei capitalisti si rifugia nell'industria bellica, pur di sfuggire, anche solo per poco, all'incombenza della crisi da essa stessa causata per schiacciare i propri nemici. E se questo viene aggiunta all'assoluta disfunzionalità della nostra casta politica, il risultato è che gli unici a pagare veramente lo sforzo bellico sono le classi sociali meno abbienti. L'irrazionale differenza di potere contrattuali, infatti, accentua i disagi subiti dal cittadino medio. Basti pensare a come vengono investiti i fondi e le risorse del nostro apparato pubblico, che pur di venire incontro alle richieste sempre più folli dei nostri alleati, divorano lo stato sociale sempre di più. Vi è insomma nelle nostre istituzioni un chiaro interesse a prediligere quei settori dove comandano i monopoli, nazionali non, e l'industria bellica, andando in aperta contraddizione con l'interesse dei lavoratori. Un ritorno forzato all'economia di guerra sarebbe un colpo durissimo alle finanze del nostro paese, già inginocchiate dalla crisi del capitalismo e da politiche spendaccione, che di conseguenza porterebbero lo Stato a tagliare sul welfare, che è sempre l'avanguardia della spesa sacrificabile per il nostro Stato. È un dato ormai assodato che le istituzioni europee non siano mai state vincolate da alcun potere popolare, istituzioni che del resto sono soltanto delle caste di burocrati che agiscono soltanto negli interessi dell'imperialismo europeo guidati dalla Germania. E in questa bufera, che la riarmo, iniziata a marzo, tutta l'intelligenza liberale spinse sulla necessità di armarsi al più presto,
con il solo obiettivo di arricchire le elite finanziarie e i vari colossi militari europei. Il progetto di Army Europe, di recente ribattezzato dalla von der Leyen Readiness 2030, è rinunciabile e riducibile in estrema sintesi a un piano di spese militari a lungo, medio e breve termine per un totale di 800 miliardi di euro. La Commissione europea stima che il progetto possa comportare tra vari programmi un aumento del 20% delle spese per ogni Stato membro in difesa dell'Unione Europea entro il 2030. L'UE ha dichiarato che i fondi per questo maxi progetto di ARMU saranno ottenuti mediante la contrazione del debito sia a livello europeo che nazionale, il quale, ricordiamo, sarà tenuto ad alzare di nuovo la soglia massima delle obbligazioni statali a comunitarie europee. Tra le criticità che molti hanno sollevato, quello sul nuovo debito spicca fra tutte le controversie. Infatti, l'UE in passato si è espressa più volte contraria a questa pratica, descritta come dannosa e problematica. E per non violare il patto di stabilità europeo, l'UE e l'Italia sono pronte a sacrificare numerose porzioni di spesa pubblica per ottenere più armi e debito senza vincoli, facendo tutto a carico dei contribuenti. Il piano presentato da Ursula von der Leyen del Rearm Europe prevede infatti l'aumento della spesa militare di 100 miliardi annui a livello europeo, mirando a incrementare la spesa militare di più di 200 milioni entro il 2030. Inutile dire che per paesi come l'Italia, che già di per sé hanno un'innumerevole difficoltà in termini di bilancio, rappresenterebbe un grosso problema l'aumento repentino della spesa militare in così poco tempo. Originariamente il piano quinquennale per il rafforzamento della difesa proposto da von der Leyen prevedeva anche dei prestiti di 150 miliardi di euro, chiamati SAFE, i settori strategici per aiutare il mercato interno europeo dei principali monopoli bellici, cercando di integrare il processo anche l'industria privata per aiutare a far crescere la spesa militare europea, senza gravare troppo sul peso della spesa pubblica. Questo progetto, tuttavia, verrà successivamente respinto dalla Commissione Giuri il 23 aprile, data l'assenza di emergenza di catastrofi, che giustificano una politica simile attualmente. Per via della bocciatura di questo iter, l'Italia, e quindi anche i contribuenti sardi, dovrebbero pagare esclusivamente di tasca propria l'aumento della spesa militare, incluso il conflitto debito-deficit causato da un aumento così rapido delle spese militari annue. Oggi la spesa militare annuale, infatti, ammonta a 33 miliardi di euro, il 2% del PIL, ma che dovrebbe arrivare entro il 2028 a 70 miliardi di euro, 5% del PIL. Di conseguenza questo piano creerebbe uno squarcio di deficit pubblico che ammonterebbe più o meno al 5% del PIL, aggiungendo tra gli 88 e i 120 miliardi di euro in più di spesa pubblica nel quadriennio 2025-2028. Deficit che porterebbe a un grande incremento del debito pubblico o dei tagli su altre spese, cioè sempre UE. Di conseguenza, appurati questi dettagli, possiamo dirci favorevoli a questo riarmo? L'unica risposta corretta dei comunisti chiaramente è no. L'UE, con la complicità del governo italiano, sta lavorando attivamente per distruggere del tutto i diritti dei lavoratori. Con il pretesto dell'aumento delle tensioni mondiali e il distacco sempre più grande degli Stati Uniti, l'Europa vorrebbe mobilitare miliardi di spese per prepararsi a un prossimo conflitto mondiale. Di conseguenza cade la maschera di garantrice della pace dell'Unione Europea e si rivela per quello che è, cioè una coalizione di paesi imperialisti, i quali si stanno preparando per la prossima guerra mondiale. Ma la guerra che sta sollevando l'UE non è soltanto nei confronti della Russia, della Cina e tantomeno nei confronti degli Stati Uniti. La guerra che stanno svolgendo prima di tutto è una guerra di classe. Lo sfruttamento che vogliono conservare dei paesi del terzo mondo e degli operai europei che costringono ogni giorno a marciare nelle fabbriche per farsi sfruttare e che manderanno a morire in terre straniere non per la patria o per l'onore, ma per la difesa di una cerchia ristretta di capitalisti privilegiati. La loro guerra è quindi contro il proletariato, contro i popoli oppressi ed è una guerra finalizzata alla difesa dei mercati europei. E questa guerra è in corso ogni giorno, non soltanto nel prossimo futuro. Infatti, pochi mesi fa, per esempio, il direttivo della Banca Centrale Europea, su forte spinta di Mario Draghi, al fine di contrastare l'inflazione della moneta unica, ha messo in atto una manovra con la quale i tassi variabili delle banche di tutta l'Unione si sarebbero alzati. Inutile dire che le banche regionali si rifecero sui loro clienti alzando a dismisura i mutui di milioni di persone.
nutui che servivano per case, macchine o piccole attività economiche. Capire il contesto nel quale il riarmo si muove, quindi, è cruciale se si vuole comprendere l'entità della manovra in sé, che è mirata, come tutte le politiche sotto la dittatura della borghesia, a servire soltanto i suoi interessi. In fin dei conti, non è soltanto con le armi che la borghesia impone il suo volere. Questa necessità di un perpetuo, nonché completo, controllo di tutte le attività economiche e sulle istituzioni. E il loro dominio non ha certo bisogno di curarsi dei voleri o delle necessità popolari. Guardiamo per esempio ai processi decisionali europei. Porte chiuse, segreti di Stato, e le persone comuni e i loro interessi vengono lasciati fuori dalla porta, tagliati fuori per evitare di sporcare le macchetto rosse delle aule parlamentari. L'Europa degli oligarchi non è qualcosa che ci possiamo fare imporre. I cittadini sono calpestati dalle istituzioni che non la rappresentano, presi in giro, ingannati e sfruttati in nome del profitto di pochissime persone. E tutti i politici, persino i sovranisti della sinistra, che dichiaravano di essere i difensori dei cittadini comuni, si sono coalizzati in una grande crociata a favore degli interessi delle grandi oligarchie. Questi partiti, sedicenti rappresentanti del popolo, servono per schiacciare la classe lavoratrice che alza la testa, per evitare che questa capisca che i loro interessi risiedono fuori dall'imperialismo mondiale e fuori dalla dittatura della borghesia. Oggi, mentre le classi popolari affogano nel mare della precarietà, tagliate fuori dai processi decisionali, strozzate dal corso della vita e dei beni di prima necessità, vediamo le nostre classi dirigenti dipingere per l'ennesima volta la guerra come unica sfida e come unico compito. La guerra, che del resto è l'unica risposta che la borghesia sa dare se messa davanti alle crisi. E a chi dice che il riarmo europeo serve per la nostra difesa, noi risponderemo sempre che la guerra dell'Occidente democratico è la guerra della borghesia, non la nostra guerra. A chi dice che il riarmo serve per proteggerci dalla minaccia russa, noi diciamo che l'unica minaccia in Europa è la sua classe dominante. A chi dice che bisogna difendere l'Italia, noi diciamo che bisogna difendere il popolo e i lavoratori sardi. Perché i popoli non si farebbero la guerra fra di loro se non ci fossero degli interessi di una classe dominante che ha come unico interesse la preservazione dei suoi rapporti di forza. La nostra lotta quindi rimane una sola, ed è la lotta di classe dei lavoratori contro i padroni. Noi non chiediamo, non vogliamo, noi pretendiamo pace, terra e dignitate, a qualsiasi costo, senza ipocrisie e senza compromessi, fino alla fine. Prosa pace in Sardegna, Europa e sul mondo. Grazie al compagno Federico. Prego, sì. Nome? Allora, vabbè, io vorrei in realtà fare un intervento molto breve. Sarebbe più che altro una piccola premessa seguita da una domanda che vorrei fare a voi. Innanzitutto, vabbè, ho visto che è stato menzionato prima, quindi volevo un po' capire se l'argomento si potesse ampliare senza rischiare di portare troppo fuori tema. Però diciamo che l'ambito palestinese è ovviamente una zona di conflitto, e come tutte le zone di conflitto sappiamo essere un po' di interessi. Ovviamente sono noti gli interessi americani in Palestina, come le dichiarazioni di Trump, la complicità con Netanyahu, evidenziata a più riprese da dei discorsi che sono assolutamente scellerati, ma anche degli interessi europei in Palestina, sia in ambito appunto di posizionamento, se vogliamo, riguardo il tema, con posizioni filosofie assunte da praticamente tutti gli Stati membri, ma anche in ambito, se vogliamo, più economico-pratico, legato anche alla questione del riarmo, mi viene in mente appunto l'azienda Leonardo SPA e la sua filiale israeliana, sionista tra virgolette, quella della Rada, dico filiale tra virgolette perché è proprio un acquisto di gran parte delle azioni di produzione di radar per i carri armati israeliani. Poi è stato menzionato prima anche gli interessi sionisti in Sardegna, le esercitazioni e le simulazioni di guerra, quindi volevo capire se si potesse in qualche modo ampliare il discorso in questo senso e capire che implicazioni ci sono e quali sono magari gli interessi in ballo legati a questa, la questione del riarmo. Grazie. Quindi più che altro una questione su come magari il capitale italiano, quindi chiaramente che opera anche nei scenari, cioè meglio che si ripercuote direttamente in Sardegna, ovviamente, che però come opera negli scenari di guerra attuali
quindi Leonardo comunque sia appunto abbiamo visto, faccio un piccolo appunto, passo la parola a Marco che risponderà ovviamente, mi spiace il Tuma, più che altro giusto un appunto, negli ultimi 2 anni la capitalizzazione di Leonardo SPA è aumentata tipo del circa quasi 800%, costava 4 euro l'azione, è arrivata a più di 60, più di 38, 40 quasi, arriva quasi, quindi siamo arrivati a livelli impressionanti, quindi già solo questo fa capire la direzione appunto del capitalismo anche italiano, che si sta appunto riorganizzando in questo senso, bisognerà vedere come magari rispetto al resto degli altri conglomerati europei, però più che altro sulla questione della Palestina, magari Marco ha qualche informazione in più in merito al ruolo di Leonardo e dei capitali italiani nelle scene di guerra palestinesi. Non ho informazioni particolari, non sono un esperto di industria militare. Sicuramente l'industria militare israeliana è centrale nell'industria militare mondiale per diversi motivi, perché intanto Israele è uno dei paesi al mondo che investe di più in ricerca e sviluppo. Israele ha un'economia che è interamente votata alla ricerca militare, quindi diciamo che se in altri paesi la ricerca militare è una percentuale abbastanza minoritaria rispetto alla ricerca totale, ma in crescita, basta vedere nelle università italiane molti progetti, soprattutto quelli finanziari, alla fine sono progetti esplicitamente o implicitamente legati alla ricerca militare. In Israele da sempre la ricerca militare è preponderante e il mondo in qualche modo è debitore nei confronti di Israele, no, dell'innovazione. Spesso molte delle innovazioni in campo militare sono tratte proprio da quella israeliana. Però non ho informazioni particolari sui legami, sulle percentuali. Sicuramente, ovviamente, l'industria militare è molto interconnessa, no? Nel senso che le industrie militari nazionali hanno una quota rilevante di investimenti da parte di altri, non fosse altro perché è una industria in crescita, cioè, rende enormi profitti soprattutto negli ultimi anni e negli ultimi decenni. Quindi, in qualche modo io credo che quello che sta avvenendo a Gaza o in Palestina è un po' un modello di quello che saranno i rapporti tra il centro e la periferia, tra gli imperialisti e i popoli oppressi. Israele ha sdoganato una strategia genocidaria che io credo in qualche modo diventerà estesa, se è vero che nei prossimi anni si prepara una resa dei conti dalle potenze imperialiste. In genere le rese dei conti tra le potenze imperialiste vengono precedute da conflitti intermedi che, come ci dice ogni giorno, no, quello che dice Trump, sono per l'appropriazione delle risorse, dei territori, dei corridoi. Quindi io credo che una volta rotto l'argine a Gaza purtroppo ne assisteremo a un incrudimento, no? Adesso stiamo aspettando di capire se India e Pakistan entreranno in guerra per l'ennesima volta, dopo, anche lì per il possesso del Kashmir e per un ridisegno delle relazioni in Asia, che ha visto gli Stati Uniti prima sostenere il Pakistan a sparatratta e negli ultimi anni invece spostarsi più verso l'India, mentre dietro il Pakistan ci sono sempre più le potenze orientali. Ma di guerre che prendono di mira i civili e cercano di distruggere le società civili, le popolazioni per impossessarsi di territori e risorse, ne vedremo sempre di più. L'Occidente in qualche modo è obbligato a sostenere Israele, perché Israele è una creatura dell'Occidente, è un avamposto degli interessi e dei valori occidentali, e anche perché Israele non sente ragioni, no? Vi ricorderete quando Biden negli ultimi mesi della sua presidenza cercò di convincere il governo israeliano a non esagerare, la risposta israeliana fu no, feroce, noi facciamo come vogliamo. E quindi, come dire, da questo punto di vista Israele ci ha abituati nei decenni al fatto compiuto, cioè a fare qualcosa che obbligasse poi chi lo sostiene a in qualche modo accettarla, sostenerla, e purtroppo no, anche in questa fase genocidaria stiamo assistendo a questo tipo di logiche.
Il problema è che il problema sono gli altri, cioè noi sappiamo che l'Europa sostiene Israele con qualche sfumatura, sappiamo che la Spagna è meno entusiasta, il Belgio è meno entusiasta, ma dal punto di vista poi degli atti concreti non c'è grande differenziazione. Trump sostiene molto di più Israele rispetto ai democratici per motivi vari, uno per il legame con le lobby ebraiche statunitensi, una anche dal punto di vista ideologico, nel senso che quel tipo di modello incarna molto di più ideologicamente, no? Un'idea che Trump ha dei rapporti tra Stati Uniti e il resto del mondo, ma anche perché mentre i democratici cercavano di preservare il rapporto tra Stati Uniti e mondo arabo, che ovviamente viene messo in discussione nel momento in cui si cancella la popolazione di Gaza e in prospettiva si sta prestando Israele a fare lo stesso in Cisgiordania, ovviamente Trump non vuole convincere nessuno. Cioè, il metodo di Trump di convincere alleati e nemici è la forza, quindi da quel punto di vista non ha nulla da perdere e da questo quindi Israele ha campo libero. Il grande problema è il sostegno che Israele ha nel resto del mondo. Voi non avete visto una sola azione, neanche simbolica, da parte di Russia e Cina nei confronti di Israele. No? Israele continua ad avere rapporti a 360 gradi con tutte le potenze del mondo per il ruolo che ha nell'industria militare, per la forza di condizionamento che può gestire attraverso appunto le lobby, gli ambienti politicamente organizzati in tutto il mondo. E questo è un grosso problema, così come è un grosso problema di fatto il tradimento storico, che in questa fase è ancora più tragico, del mondo arabo. Il mondo arabo non ha mosso un dito per difendere la popolazione palestinese dal genocidio. Le uniche forze che in qualche modo sono attivate e in maniera abbastanza disorganica sono state quelle dell'asse della resistenza, con l'Iran che ha sempre cercato di frenare una risposta complessiva nei confronti di Israele per la debolezza interna del paese, ma anche perché sa che Israele è disposto a qualsiasi mossa, compreso l'uso delle armi nucleari contro i propri nemici, e quindi i palestinesi non sono mai stati così soli. Come dire, questo ci aggrava ulteriormente il quadro che prima abbiamo tracciato, considerando che Israele avrà un ruolo preponderante nel riarmo europeo proprio per i motivi che dicevo prima, cioè comunque è in grado di sostenere la ricerca, è in grado di vendere armi ai paesi che hanno bisogno di riempire gli arsenali e svecchiare fondi di magazzino che sono stati dati all'Ucraina negli anni scorsi. Sul resto, insomma, sulla parte militare specifica non ho informazioni. Grazie Marco. Ora l'intervento di Danilo e poi io chiuderei dopo l'ultimo saluto, perché così almeno poi diamo spazio alla relazione di Elisa. Però intanto prego Danilo. Ciao a tutte e tutti. Alcune riflessioni su degli spunti che ha dato Marco, molto interessanti, e poi vorrei anche un po' concentrarci sulla proposta, uscire fuori perché il problema di questi tempi, di queste fasi storiche, è che ti tolgono l'ossigeno dell'invenzione politica molto spesso, e molto spesso l'invenzione politica arriva a valle delle catastrofi, a valle delle guerre. Ci sono le ricostruzioni, le definizioni di nuovi ordini e via dicendo. Alcune riflessioni che provo a concentrarle il più possibile. La prima è legata agli Stati Uniti. Io penso che quella che tu hai tratteggiato, riprendendo la lettura di Emiliano Brancaccio, quindi leggendo questa crisi di egemonia anzitutto sul piano economico, no? E quindi sulla centralizzazione di capitali e la competizione globale che esonda verso un conflitto armato, è qualcosa che bisogna anche andare alle radici di una crisi più profonda dell'America nel suo complesso, degli Stati Uniti, di questo sto parlando,
che è una crisi interna ormai devastante che dura un trentennio, che è la deindustrializzazione. Cioè i creatori della globalizzazione, quelli che hanno decantato la globalizzazione, questa estroflessione verso l'esterno, alla fine ha prodotto il fatto che quei margini nei quali loro andavano a sfruttare, nei quali loro depredavano, no? L'impero americano sostanzialmente, sono tornati al centro delle loro città, della Detroit, della Rust Belt, no? di una deindustrializzazione profondissima e devastante che, come dire, a mio avviso sta proprio mettendo in crisi proprio la promessa americana, la promessa percepita da loro stessi. E alla fine Trump, quando dice Make America Great Again, no? Sta dicendo effettivamente tornare all'America, perché l'America non è più la potenza imperiale. Questo è un primo dato, secondo me, da tenere in considerazione. Si sta in questa militarizzazione ulteriore delle relazioni internazionali, questa degenerazione a cui stiamo assistendo. Sostanzialmente che cosa sta provando a fare? Sta provando a passare dalla gestione di un impero alla gestione delle colonie, a un rapporto coloniale con i suoi partner, quindi anche verso l'Europa, e ben dicevi su questo punto. E la proiezione principale è quella contro la Cina. Però perché c'è una proiezione contro la Cina? Non è semplicemente per un problema economico, di natura di debito e credito, del fatto che gli Stati Uniti hanno interessi sul debito miliardari e hanno veramente una crisi devastante in questo senso, ma perché il punto è che il socialismo di matrice cinese sta vincendo la sfida tecnologica, sta vincendo sui settori a più alto valore aggiunto che imprimono la tendenza a livello globale. E quindi questa è la più grande sconfitta storica, è una sconfitta storica di questi ultimi 100 anni, 150 anni, una sconfitta storica. Siamo in un passaggio, secondo me, che è ovviamente pieno di violenza questo passaggio, perché c'è sempre in questi passaggi storici purtroppo la violenza, però è questo, il punto che quel modello che 30 anni fa era utilizzato sostanzialmente come lo spazio, l'alterità dove lavorare a basso costo, produrre merci di basso livello che potevano entrare nei mercati anche americani, improvvisamente quel partito comunista, con tutte le sue contraddizioni, via dicendo, ha costruito pian piano una via per competere su diverse scalarità a livello globale. E di questo, sono arrivati a livelli, che stanno mettendo veramente in difficoltà quello che era l'impero americano. Difatti sui dazi Trump ha già fatto dei passi indietro notevoli, insomma. Sappiamo che sono durati 5 giorni, poi ha cominciato a ritrattare tutto sostanzialmente. L'Unione Europea, in tal senso, io penso che, hai già detto tutto, in questo senso, io penso che noi ci stiamo diversificando, ma in fin dei conti anche noi siamo trumpiani, cioè stiamo rispettando l'agenda di Trump. Cioè, nonostante tutte le differenze che si vogliono mettere in gioco attorno di discorso pubblico attorno a questo punto, nei fatti che cosa sta facendo? Si sta sostanzialmente costruendo una gigantesca bolla finanziaria sul riarmo che è demandata alle Big Three, a BlackRock, a Vanguard, ai grandi fondi di investimento statunitensi, e in questo senso c'è una riorganizzazione a favore della Germania, che ha già deciso degli investimenti importantissimi, ma davvero importanti, che esprimono un'unicità nella storia dell'Unione Europea, perché i fautori della crisi e della distruzione della Grecia oggi stanno dicendo: bene, allentiamo il patto di stabilità, cambiamo la Costituzione, e l'ha cambiata con un Parlamento uscente. Cambiamo questo per consentire che cosa?
dare una boccata d'ossigeno all'industria tedesca. Questo è il punto, perché soltanto che in borsa, che ci sono i vari Rheinmetall e le varie industrie satelliti, e quindi anche chi fa subfornitura in tal senso ha degli interessi. Io penso che, come dire, siamo all'interno della strategia trumpiana perfettamente, quindi ci stiamo adeguando ad essere sostanzialmente ancora di più protettorato americano, senza protezione però. La Cina, in questo senso, io penso che gli ultimi sviluppi, per chi legge un po' anche delle scelte e chi si ascolta anche le strategie che annualmente vengono declamate, insomma, e costruite da parte del Partito Comunista Cinese, è molto chiara. C'è una crescita globale, come dici tu, c'è una progressione in tal senso. Stanno costruendo, sostanzialmente sono un punto di riferimento dei BRICS, a mio avviso. Sono un punto di riferimento all'interno di un'alleanza che non è un'alleanza militare, è un'alleanza leggera per tanti aspetti, che sostanzialmente è vincente perché gioca su più tavoli. Ci sono i paesi come la Russia, ma si diceva anche prima, giocano su più tavoli, e questo avere una forma di rapporto leggero permette per l'appunto a questi paesi di essere più competitivi. Cioè il modello fallimentare della NATO, che decide la politica estera anche europea, impedendo sin dall'origine dell'Unione Europea la costruzione di una compiuta autonomia strategica, sta proprio qui. Cioè il fatto che ti ha costretto un'alleanza di forza, che ti ha chiuso degli sbocchi di rapporti internazionali, commerciali, e via dicendo, che adesso è proprio evidente questo, dallo scoppio della guerra in Ucraina è evidente. Si parlava di momento Lenin, di quello che veniva chiamato in questo modo. Io mi concentro proprio adesso vorrei lanciare un po' delle suggestioni rispetto a quello che viene dopo, ovvero il momento Gramsci. Cioè noi siamo all'interno, io credo, di una profonda crisi organica dell'ordine internazionale, e quindi una crisi che al momento stanno tenendo le grandi famiglie politiche, ma io penso che questo squilibrio a livello globale che si sta costruendo, che si sta rendendo sempre più evidente, a cosa porterà? Porterà, a mio modesto avviso, a delle tendenze che sono delle tendenze molto serie, contraddittorie, che però spaccheranno gli spazi politici ai quali siamo abituati. Anche in Italia c'è qualcosa in luce. Cioè noi stiamo assistendo a livello europeo alla costruzione di un'area dei volenterosi per la guerra, per continuare la guerra contro la Russia, per caricarsi il fardello, diciamo, di questo conflitto armato in tal senso, e dall'altro c'è uno spazio spurio, poco organizzato, sui quali alcuni stanno provando a intervenire. Purtroppo i movimenti sociali ci stanno arrivando in ritardo e non hanno una capacità organizzativa come quella dei primi anni 2000 dei movimenti contro la guerra. Però è lì che c'è lo spirito di scissione di matrice gramsciana, per l'appunto, va riletto all'interno di questo nuovo ordine del discorso, cioè l'idea del rifiuto, della diserzione dalle politiche di guerra e dell'idea che bisogna costruire un'agenda di matrice più sociale, di governo del pubblico, di investimenti in conoscenza, in tecnologia e via dicendo, per costruire veramente un modello sociale più dignitoso e via dicendo. E qui secondo me, attraverso questa leva, il contrasto al riarmo, il contrasto a questo spazio così eterogeneo, probabilmente possiamo provare a infrastrutturarlo. E c'è un altro elemento, quindi volenterosi versus diserzione, versus, non la chiamerei così, però è per capirci, cioè questo spazio eterogeneo dove non dobbiamo avere la puzza sotto il naso,
bisogna aprirsi ad alleanze ampie nella società a livello politico, a livello sociale, perché è una partita storica questa. E il secondo punto, noi qua siamo in un contesto dove siamo tutti convinti, siamo tutti per l'autodeterminazione dei popoli e via dicendo, e siamo in una fase storica in cui aumenta la centralizzazione politica, aumenta la centralizzazione da parte degli stati nazionali, anche come dire, il premierato, no? Entra all'interno di questa logica, cioè entra all'interno di una chiusura degli spazi, ma possiamo citare anche il ruolo sempre più forte della Corte Costituzionale che c'è a livello italiano rispetto a questo, no? Cioè oggi c'è un'interpretazione ipercentralista dell'articolo 117 della Costituzione, quello sul quale sostanzialmente tutte le norme che stiamo provando a fare, indipendentemente dal giudizio che si può dare, no? Sull'energia, verranno contrastate su questa interpretazione centralista che si dà dell'articolo 117. Bene, dentro questa chiave della centralizzazione politica, qual è l'opposizione a questa tendenza? Beh, l'opposizione non può essere, secondo me, da sardi che viviamo in questa terra e che conosciamo la sua storia politica, non può essere facciamoci il nostro. C'è l'idea è una nuova immaginazione euro-mediterranea. C'è l'idea che dalla Sardegna possa partire un movimento contro la guerra, per un nuovo modello sociale, e esprimendo proprio la centralità, perché noi purtroppo siamo periferici per processi politici, ma siamo centrali sul piano militare, centrali sul piano geopolitico. Quindi l'idea che dalla Sardegna possa partire un movimento eterogeneo, aperto veramente a forze politiche, forze sociali, cittadinanza, che guardi a livello euromediterraneo e che dica sostanzialmente abbiamo bisogno, questa Unione Europea non è quella che vogliamo un'Europa confederale che si sviluppa in macro regioni, dove ci sono delle autonomie territoriali e gli stati nazionali si smontano dal basso e dall'alto perché sono superati, perché sono strumento, come dire, di morte oggi, di costruzione bellica, quindi io penso che questa sia la nuova immaginazione politica sulla quale sforzarci per uscire un po' fuori anche dalle nostre vecchie parole, cioè per uscire dall'idea che, come dire, questa lotta contro l'occupazione militare e via dicendo noi ce la possiamo condurre soltanto qui in Corsica, soltanto ma dobbiamo parlare a tutto a 360 gradi su questi nuovi ordini del discorso. Non so se mi sono spiegato, sono entrato un po' teorico perché non mi sono preso sufficienti appunti. Grazie. Grazie Dani per gli spunti, in particolare al richiamo appunto all'unità, diciamo all'orizzonte euro-mediterraneo che mi trovo a titolo personale, ma ci troviamo anche a titolo di organizzazione appunto con Comunione di Intenti, in quanto comunque appunto riporto anche nell'intesima è una prospettiva che abbiamo sempre condiviso e cerchiamo appunto di portare quanto più possibile nei tutti i ragionamenti che facciamo. Quindi non so se Marco vuole aggiungere qualcosa su quanto ha detto Dani, perché comunque siano a posto dei punti interessanti. No, io sulla parte sono d'accordo, ovviamente. Allora, sull'Europa ci andrei più cauto, perché oggi il rischio è che il superamento degli stati nazionali avvenga verso l'alto e basta. Cioè la borghesia europea è ancora molto lontana proprio per le rivalità tra gli stati nazionali forti, però se ci dovrà essere un processo di integrazione necessariamente gli stati nazionali verranno emarginati, svuotati a favore di un'infrastruttura nazionale europea, quindi il pericolo è che il superamento degli stati nazionali avvenga verso l'alto a favore di una burocrazia imperiale europea, no? Che non sarà certo a favore dei popoli, delle regioni, dei territori. Però ovviamente queste sono prospettive che ancora oggi appaiono abbastanza lontane. Sono d'accordo sull'ultimo invito, cioè l'internazionalismo è questo,
lottare nella propria terra per i propri obiettivi è il miglior contributo che si può dare alla lotta degli altri popoli e dei lavoratori degli altri quadranti del mondo. È in quest'ottica che dicevo prima, no? Come dire, non pensare di isolarsi in una lotta, ma lottare insieme con gli altri proprio per evitare che il nemico sia soverchiante, perché poi pensare che piccole realtà possano scontrarsi con dimensioni di questo livello ovviamente ti toglie respiro, insieme all'analisi del quadro che abbiamo cercato di tracciare, che è abbastanza pessimistica, e quindi una visione internazionalista secondo me è più necessaria che mai, proprio perché siamo deboli, proprio perché siamo divisi, proprio perché il quadro con cui ci confrontiamo è più grave che in passato. Se siamo stati internazionalisti quando il movimento di classe internazionalista era forte, lo dobbiamo essere a maggior ragione oggi per potenziare le nostre lotte e metterle in rete. Sulle prospettive ovviamente ognuno conserverà le proprie specificità, i propri obiettivi parziali di fase, anche perché altrimenti le lotte non funzionano. Cioè pensare che una lotta si basa su ragionamenti astratti e complessivi vuol dire non fare i conti con la realtà dei fatti, no? Le persone lottano per qualcosa che vedono a portata di mano e che ha a che fare con la loro esistenza e i loro sogni e le loro speranze. Quindi se vogliamo che le lotte funzionino devono partire appunto dalla lotta contro la speculazione energetica, dalla lotta contro la colonizzazione militare, dalla lotta contro l'emigrazione forzata, per riferirci alla Sardegna. Ovviamente in altri contesti avranno altri obiettivi, altre agende, altri ritmi, quindi insomma lo spirito delle cose che dicevo ovviamente mi trova d'accordo. Bene, siamo in chiusura, ne approfitto ovviamente ringraziando tutte voi e tutti voi che avete partecipato, avete ascoltato, abbiamo ascoltato, avete partecipato con bellissimi interventi utili a trarre tanti spunti interessanti, soprattutto tante opportunità per appunto andare a vederci poi nella costruzione di un percorso popolare contro la guerra che nasca, si spera che nasca in Sardegna, ma che poi comunque sia si muova sulle più grosse isole del Mediterraneo fino ad arrivare a tutto il continente. In tal senso ne approfitto ricordandovi del 2 giugno, che la prossima manifestazione di Aforas si terrà a Cagliari e sarà sicuramente un momento, ma appunto in prospettiva di costruzione di un movimento contro la guerra e che soprattutto liberi questa terra dall'oppressione militare e coloniale. Quindi prima di salutarci, che noi ci salutiamo ovviamente, comunque vi comunico che adesso ci sarà la relazione della portavoce di Entola, di Lisa, che farà un resoconto dell'anno, di quest'ultimo anno, del percorso politico affrontato dal partito, insieme alla relazione di Unigicom, di Iaco di Unigicom, che appunto ci parlerà del progetto politico di Unigicom e ci illustrerà la loro linea. Questo però non prima di 10 minuti, un quarto d'ora, ci prendiamo un pochino di pausa con calma e poi per le 6:30 puntuali iniziamo. Grazie ancora e a dopo.